La realtà dei fatti è l'esatto contrario. Il nostro sistema continua a essere un'eccellenza, l'unico in Italia con basi sociosanitarie, l'unico che riesce a soddisfare le realtà e le necessità del territorio, a differenza del governo centrale, amico del sindaco Manindo, dei sindaci del PD, che ogni anno taglia più di 2 miliardi al servizio sanitario nazionale. È accaduta evidentemente anche a quelli regionali. Farebbe bene a radunare le truppe per dire al suo governo magari di evitare i tagli per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale. Doveva essere una riforma coraggiosa, c'era stato detto anche da Zaia che l'unificazione delle ASA avrebbe prodotto, avrebbe liberato delle risorse che sarebbero state utilizzate nei servizi, così invece non è stato e quindi i servizi vengono penalizzati, quindi assolutamente vanno rivisti alcuni contenuti di questa riforma. Riteniamo che sia giusto ridurre le apicalità per razionalizzare, ma questo spostamento del taglio sul territorio sta compromettendo, rischia di compromettere la qualità e l'accesso, le opportunità per i cittadini. Credo che sia giustificata questa preoccupazione dei sindaci, so che hanno già chiesto audizione in 5ª Commissione, ci auguriamo di trovare un punto di incontro e di collegamento per migliorare ed evitare pesanti ripercussioni. Il PD è da 1 anno e mezzo che sta cavalcando l'onda della riforma sanitaria per fare politica. Ovviamente lo stanno facendo in maniera meschina, facendo ovviamente del terrorismo mediatico su un tema delicato come quello della sanità. Noi ad oggi non abbiamo toccato nessun ospedale, nessun reparto, non abbiamo toccato i servizi sociali sul territorio, quindi tutto ciò che stanno dicendo Manido e i sindaci di sinistra è pura polemichetta del territorio per guadagnare qualche voto, ma che sicuramente non porterà nessun frutto perché i cittadini sono molto più intelligenti e sanno valutare se i servizi oggi funzionano oppure no.